130 cantieri sono attualmente aperti, come dire 230 milioni di investimenti operativi, interventi per prevenire e tamponare i danni delle criticità meteorologiche che i consorzi di bonifica sono chiamati ad affrontare, con un bilancio in bilico e tante opere da completare. E parallelamente tanti fondi, circa 60 milioni, che dalla Regione e quindi dallo Stato non tornano per le direttive legate al patto di stabilità. Nonostante questo, i consorzi veneti puntano a non aumentare le tasse ai cittadini. Questo è un obiettivo che ci siamo dati e che vorremmo mantenere, cercando anche di diversificare dove è possibile i nostri interventi, diversificare dove è possibile anche le nostre risorse e di trovare le risorse, ripeto, in un territorio, cercando di non gravare ulteriormente sui costi delle nostre famiglie. La Regione, dal canto suo, conferma come i consorzi rivestano un ruolo sempre più importante per garantire lavori coerenti a uno sviluppo sostenibile. Penso che il ruolo dei consorzi aumenterà con quella che è appunto una pianificazione di interventi sia di manutenzione ma anche strutturali che servono per garantire un territorio che vede proprio nella difesa del suolo e soprattutto nella gestione delle acque superficiali l'obiettivo di garantire sicurezza nell'ambito abitativo, nell'ambito produttivo, in quella che è sicuramente una parte importante anche per rendere competitive le nostre imprese. A Mestre l'Unione Veneta Bonifiche ha fatto il punto della situazione attuale che ha visto la recente nomina dei 10 presidenti dei mandamenti regionali. C'è un Expo alle porte in un progetto chiamato Italia Sicura che tende a rafforzare il ruolo dei consorzi a difesa del territorio. Non può essere un paese che dopo aver gridato per tutto l'inverno per la troppa acqua, d'estate grida per la siccità. In questo i consorzi di bonifica sono dei protagonisti molto seri, molto concreti, danno delle risposte che si mettono sui territori in confronto con le esigenze degli stessi, per cui rispondiamo ai cittadini sulla sicurezza ambientale, rispondiamo alle imprese agricole sulla disponibilità di acqua.